God Save the Wine, si stanno accendendo le luci a Roma e si accendono le luci qui all'Hotel de la Ville. Siamo con Michele Jerman che ha portato i vini che da questa vendemmia contribuirà a fare con sua moglie Manuela Tamburini e questa azienda di Gambassi Terme di Chianti, ma non solo, e quindi insomma dal Friuli dobbiamo per forza partire con un bianco. I bianchi toscani, c'è qualità, c'è modo di fare qualità, tra l'altro siamo in vendemmia in questi giorni, come sta andando? Sì, la vendemmia è cominciata qualche giorno fa, c'è una bella produzione, come qualità un po' meno rispetto all'anno scorso, però insomma siamo attenti, vigili sempre alla qualità. Come dicevi tu, chiaramente i bianchi Toscana magari è meno fuoco rispetto al rosso, però insomma è un bianco bello sapido, una bella freschezza, e si parla di Trebbiano e Malvasia. Effettivamente, ora qui comincio già a parlare nel bicchiere e a annusare il microfono. Effettivamente c'è questa nota sapida che salta quasi fuori dal bicchiere, questa Malvasia che sì, c'è questa bella nota fruttata ma non lo copre, e soprattutto in bocca è veramente scattante, bello fresco, e anche considerando adesso l'abbiamo messo da poco nel ghiaccio, quindi questa propria acidità si riesce a preservarla. Quando si deve vendemmiare? Per avere... Diciamo di solito prima di metà settembre no, perché comunque si parla di Trebbiano e Malvasia, sono delle varietà un po' tardive, non si parla chiaramente mai di Pinot Grigio o Chardonnay, e quindi insomma viene fuori più a lungo. Insomma, ecco. Quindi anche questa annata si prevede più favorevole, perché è un po' in ritardo, no? Sembra sta annata. Non è un bianco comunque di pronta beva, che abbiamo assaggiato anche mesi fa dei vini del Castruccio Bianco di 5-6 anni e tiene molto bene nel tempo. Bene, allora lo mettiamo da parte quando ci troviamo a berlo. E poi invece col Sangiovese, come sta andando il Sangiovese, questa brutta bestia che tutti gli anni ci fa ingrullire? Assaggiamo il Boss, ok, quindi il Chianti. Sì. Il Sangiovese mi ricorda un po' il Pinot Nero come stile, come acidità, come lunghezza della beva. Chiaramente insomma il Chianti lo fa da padrona nella zona, siamo in Gambassi Terme come dicevi prima. Il Sangiovese è quasi pronto, da lunedì e martedì si comincerà anche con la vendemmia del Sangiovese, chiaramente insomma con una vendemmia sempre accurata e attenta. Ecco, questa è la prima vendemmia Sangiovese, no? Anche l'anno scorso l'hai fatta o no? Io l'anno scorso ero ancora di famiglia, insomma buttavo un occhio. Così era facile. Diciamo che il 20 è la prima vendemmia insomma, ufficiale per me. Quindi, sì, insomma, ti vedo emozionato come uno scolaretto. E quindi siamo già operativi insomma, in azienda, in campagna, insomma, a cominciare insomma, la vendemmia insomma, presto la mattina. Insomma, ecco. Senti, questo vino si chiama The Boss, no? Come il babbo, giusto? Ecco, e com'è il Boss che insomma, tu a questo punto sei entrato in famiglia, è così, The Boss è così, cioè io l'ho conosciuto, è una persona, però da Toscana a Toscana è un altro discorso, da Friulano a Toscana? No, il The Boss è una persona carismatica, insomma, sa il fatto suo, ha tanta esperienza nel business di vino e non solo, quindi insomma ci dà la mano dall'alto insomma, a verificare il tutto. Insomma, ecco. La prima vendemmia sotto The Boss, in bocca al lupo. Grazie Andrea, grazie.